Sono Sofia Pagin e in questo momento sono impegnata come segretaria presso SD Pionca, una piccola società nel mio paese. Oggi sono contenta di essere qui perché potrebbe realizzarsi la mia ricandidatura come delegato assembleare per il settore giovanile scolastico. Ringrazio quanti si sono adoperati finora per raccogliere le mie designazioni e spero oggi possa riconfermarsi questo ruolo per poter dare il mio contributo positivo a tutte le società che sono impegnate in questo settore. Una presenza femminile che non è poco, giovane, che è altrettanto valore. Cosa ti proponi nel momento in cui verrai rieletta? Il mio obiettivo è che tutti i piccoli atleti possano trovare uno spazio per poter entrare nel mondo del calcio e soprattutto sono felice appunto di quello che lei ha appena detto di una figura femminile, perché spesso la quota rosa manca all'interno del mondo calcistico e quindi sono contenta di poterla rappresentare. Partecipiamo a queste elezioni con orgoglio perché? Primo perché designiamo e speriamo poi che sia eletta, perché per essere eletta deve raggiungere la maggioranza dei voti dell'area nord e deve essere designata da 3 comitati regionali dell'area nord. Gli accordi vanno in questo senso, ma non si sa mai se gli accordi vengono poi rispettati. Io credo proprio di sì. Ci piacerebbe molto perché la Sofia Pagin è esperta in questo, perché ha già fatto pur essendo, se mi ha permesso, una bambina, ha già fatto un mandato come delegata assembleare del settore giovanile scolastico. Quindi siamo orgogliosi perché se riuscissimo a portare la Sofia come delegata, il Veneto, che ha già 7 delegati assembleari effettivi come comitato regionale, ha un delegato assembleare per il calcio femminile e fa 8, ha un delegato assembleare per il calcio a 5, sono 2 in Italia per il femminile, 2 in Italia per il calcio a 5, uno di questi 2, cioè arriviamo a 9, con la Sofia arriveremo a 10. Vuol dire che nell'ambito della Lega Dilettanti ci sono 94 delegati assembleari, con i 10 del Veneto noi avremo più del 10%. È chiaro che chiunque dovrà fare i conti con il Veneto, perché avere il 10% dei delegati, credo che tutti abbiano un occhio di riguardo nei confronti del comitato regionale. Quindi voglio dire, aventi diritto al voto come settore giovanile, pure settore giovanile, in Veneto sono 92, ci supera solo la Lombardia. La Lombardia che, come sapete, sta continuando con i suoi problemi post-elettorali, nel senso che voi sapete è stato eletto un presidente, però il Consiglio ha formato quasi completamente 12 su 13 di consiglieri dell'altra lista, quindi qualche problema c'è e ovviamente non candiderà nessuno come Lombardia, e quindi siamo rimasti come Veneto, ripeto, ribadisco ancora una volta, come effettivo, e il Piemonte come supplente. Diamo lettura dei risultati delle designazioni. Allora, 46 voti per Pagin, 2 nulle e 4 astenuti. Viene designata Avevamo paura di non raggiungere il quorum perché sabato con le società che svolgono l'attività principalmente il sabato pomeriggio avevamo molta paura. Come al solito le società ci hanno positivamente sorpreso e quindi siamo contenti. Non avevamo dubbi sulla scelta perché la Sofia viene già da un'esperienza di 4 anni, è sempre stata presente, spero che lo sia anche quest'anno, ha già avuto un incarico, 2 o 3 osservazioni che dovremo portare avanti assieme e quindi è un onore per noi, credo sia anche un onore per lei, perché partecipare all'Assemblea federale non è da tutti, nel senso che la Sofia sarà una di quelle che dovrà eleggere il presidente federale, e ditemi se è poco. Sofia, ecco, lo ricordiamo che viene da un altro mondo che è quello della moda, giusto? Lavori nell'ambito dell'export.
Esatto, io sono commerciale estero in un'azienda di moda, questo però non mi ha impedito di avvicinarmi al mondo del calcio e sono davvero contenta di avere questo ruolo riconfermato. Tra l'altro una storia molto bella alle spalle, perché Pionca, la società, è stata in qualche modo rinforzata, fatta rinascere da un gruppo di donne. Esatto. Molti anni fa rinasce da un gruppo di donne, quindi io sono proprio felice di rappresentare ancora la quota rosa all'interno della mia piccola società. Quota rosa operativa. Buon lavoro allora Sofia, buon lavoro.